Prosecco Doc Rosé ama l'arte e chi si adopera per preservare le meraviglie di cui è ricco il nostro paese. Villa dei Vescovi è un'affascinante costruzione rinascimentale che si trova su Colle Euganei, a pochi minuti dalla città di Padova. Un tempo residenza estiva dei vescovi della città del Santo e oggi gestita e curata dal FAI. Questa è la sala delle figure all'antica, la sala più grande all'interno di Villa dei Vescovi e anche il luogo dove gli affreschi sono conservati in maniera migliore. Abbiamo 2 registri. Nel registro basso abbiamo lesene e finti marmi, quindi una struttura architettonica che inquadra una serie di nicchie dentro le quali troviamo figure maschili e femminili in trono. Nel registro superiore invece abbiamo una serie di figure che raccontano esempi e storie legate alla mitologia. Parlo ad esempio delle battaglie navali oppure del ratto di Proserpina. Gli affreschi sono opera di Lambert Sustris. Da alcuni anni a Villa dei Vescovi è anche possibile soggiornare ed io ho voluto provare le emozioni di trascorrere una notte principesca. Villa dei Vescovi offre al pubblico un'occasione speciale, quella di dormire in quella che è la prima villa veneta. Siamo a Lubigliano di Torreglia, a meno di 30 minuti di macchina da Padova, immersi in quello che è un paesaggio bucolico cercato dai vescovi di Padova all'inizio del Cinquecento, quando progettano questa villa come residenza d'ozio. Quindi la villa cercata per staccare la spina dalla vita frenetica di città, immergersi a contatto con la natura, ammirando il paesaggio, e non a caso Villa dei Vescovi è definita anche la finestra sui Colli Euganei. Tutto questo è un gioiello del FAI, Fondo Ambiente Italiano, una grande fondazione privata nata nel 1975 che ha la mission di recuperare, salvaguardare e proteggere il patrimonio storico-artistico ambientale italiano. È una fondazione senza scopo di lucro che vive grazie alle donazioni e solo con il contributo di tutti possiamo recuperare tesori in Italia come Villa dei Vescovi. Pensando alle scene bucoliche mi viene in mente la stanza del Putto qui a Villa dei Vescovi. Lambert Sustris affresca oltre alla stanza delle figure all'antica anche la stanza del Putto, e in primo piano abbiamo il nostro Putto che assaggia il chicco d'uvo bianco ed è un collegamento con il territorio. I Colli Euganei che sono votati alla coltivazione della vigna, ma lo stesso vigneto della villa che per circa 3 ettari circonda appunto Villa dei Vescovi.